quello che si può raccomandare è che ci sia la massima cautela da parte di ciascuno, ecco, quindi non abbandonare quelle regole minimali di attenzione, di precauzione che è bene seguire, insomma, per cui meglio tenersi, cautelati, anche perché non sappiamo gli scenari futuri, per quanto si mi pare improntata a un buon ottimismo, però non sappiamo cosa ci aspetta e quindi perché no adottare una precauzione in più, pur avendo riconquistato quelle che sono la dimensione della comunità, della socialità, visto una città molto liberi ma cauti. Liberi ma cauti, questo in poche parole il messaggio del prefetto di Treviso a poche ore dall'apertura dei confini tra regioni dopo mesi di movimenti ridotti. Già, la libertà di muoversi, che al pari delle altre libertà è stata festeggiata nel giorno della Repubblica, una cerimonia semplice ma dal significato profondo, nel corso della quale il prefetto ha prima letto il messaggio del Presidente della Repubblica, poi ha ringraziato tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella gestione dell'emergenza Covid. Ed è anche l'occasione, come d'altro canto riportato anche nel discorso del Presidente della Repubblica che ho appena letto, per ringraziare tutti dello sforzo fatto e della collaborazione offerta durante i 3 mesi del lockdown e del periodo dell'epidemia che abbiamo dovuto in qualche modo fronteggiare sotto vari aspetti. Ma l'emergenza non è finita, da sanitaria è diventata economica, da qui il tavolo che nei prossimi giorni vedrà proprio in prefettura sedersi comuni e categorie. Tra le preoccupazioni l'accesso al credito delle imprese e il rischio criminalità, già segnalato, ma anche i timori per alcune fasce della popolazione in particolare. Se teniamo conto che abbiamo ancora delle situazioni di disagio anche di carattere psicologico, i ragazzi ancora non vanno a scuola, io ho ricevuto nei giorni scorsi alcune lettere, mi hanno colpito di genitori che chiedono la riapertura delle scuole perché evidentemente adombrano tutta una serie di situazioni che effettivamente, tutto può contribuire a creare delle situazioni di tensione, disagio economico, delle situazioni familiari, delle situazioni anche sanitarie che eventualmente sono state necessariamente in questi giorni, in questi mesi trascurate. Una festa della Repubblica che è di ripartenza, come insegnano la memoria e la storia. Persone più deboli, esposte a nuove forme di povertà, deprivazione e discriminazione.